Ma io potrei fare una battuta, dico sempre a qualcuno che mi fa delle domande, mi dice, ma perché tu hai tutte donne? Perché costano meno? No, costano uguali. Nel nostro settore una donna costa uguale a un maschio, non è che costi meno, non è una motivazione quella. La motivazione è più semplice e dico tante volte con una battuta, un uomo è incinto 12 mesi, una donna per fare un figlio è incinto 9 mesi e poi gli altri 3 mesi lavora, invece l'uomo è incinto tutto l'anno. No, l'azienda della ferramenta nasce su nell'86, da quando noi eravamo un calzaturificio e già a suo tempo lavoravamo con tutte donne. Per poter aprire questa attività di ferramenta avevo a disposizione già del personale che era già fidato, cioè persone già molto preparate per non avere nessun problema per lavorare con noi. Era una scommessa perché a quel tempo le ferramente erano composte solo da uomini. E quando abbiamo iniziato qualcuno era un po' titubante perché andare in un negozio dove ci sono solo donne come ferramenta era una cosa un po' strana, ma è molto semplice per noi, per altri magari è molto più difficile. A una donna le devi dare più spazio che un uomo, una donna le devi capire che magari hanno dei figli, tutte quelle donne che abbiamo noi hanno avuto di media 2 figli a testa, hanno fatto delle maternità e le devi dare più spazio che le devi dare all'uomo, perché alla famiglia siamo molto elastici su questo punto di vista, perché se c'è un problema le donne non ne approfittano, ma ti dicono veramente quando c'è il problema. Un maschio magari può fare un'ora in più, qui invece facciamo degli orari che sono un po' più ridotti, un po' più elastici. Qualcuno lavora non tutti i giorni, fa un part time magari di 4 giorni, un giorno è a casa, qualcuno fa degli orari dal mattino fino alle 16:30 perché ha i figli poi da accudire e questo per una donna è molto importante perché si trova in un ambiente che ha questa possibilità di poter seguire la famiglia. Qui comunque non si parla di una discriminazione di genere, nel senso No. che voi avete provato anche a Sì, lavorare con... abbiamo provato a inserire qualche ragazzo maschile, ma trovandosi in un ambiente femminile, prettamente femminile, più delle volte si sono trovati un po' a disagio. Vedendo anche le donne molto preparate, chi doveva imparare aveva un po' di timore nei confronti di queste donne che erano molto preparate. Alla fine questo lavoro è un lavoro che non è che puoi impararlo oggi in un attimo, ci vogliono qualche anno prima di poter imparare bene il lavoro, ci vuole molto più tempo. In più noi facciamo una formazione continua, che si può dire quasi giornaliera, perché ci sono degli articoli nuovi che entrano e facciamo una formazione su quell'articolo. Il rappresentante dei benefici del mondo da vendere deve trovare solo quelle persone, noi abbiamo attualmente 2 donne, ne avevamo 3, abbiamo 2 adesso fuori che girano. Se la donna ha una preparazione tale che sa il prodotto, la porta viene aperta per una volta solo perché è bella e carina e le aprono la porta. La seconda volta, se lei è solo bella e carina e non sa spiegare il prodotto, le chiudono la porta.